Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon mercoledì, e quest'oggi in studio siamo riusciti a convincere a venire a trovarci Alessandro Rico, giornalista della Verità. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Grazie mille, dopo il fatto che ci sentiamo insomma ogni mercoledì e ogni giovedì, era ora che tu venissi qui, siamo molto contenti. Allora Alessandro, ricordiamo il numero per intervenire in diretta, che è lo 02 66 20 35 29, poi vi ricordiamo anche il numero per mandarci gli SMS, che è il 346 64 277 56. Allora Alessandro, con te vorrei iniziare a parlare della notizia di ieri pomeriggio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha respinto il ricorso della Sea-Watch. Lo stesso Salvini sulla sua pagina Facebook ha scritto: anche da Strasburgo si conferma la scelta di ordine, di buonsenso, di legalità e giustizia dell'Italia. Salvini ribadisce il concetto dei porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Adesso ti chiedo quali sono le ultime novità dopo il no della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che comunque ha chiesto all'Italia di assistere i migranti. Oggi ci sono ultime notizie su questo, e tu che ne pensi? Beh, innanzitutto c'è il fatto che anche l'Olanda si è smarcata da questa situazione, non che sia una cosa che ci sorprende molto, perché ricordiamo innanzitutto che la Sea-Watch 3 è una ONG tedesca, patente però bandiera olandese, non si sa poi per quali strani giri questi cominciano a prendere bandiere di vari paesi, quindi logica vorrebbe che a occuparsi delle scorribande della Sea-Watch siano o la Germania o l'Olanda. La Germania, in realtà, alcuni comuni si erano offerti di prendere i migranti che sarebbero sbarcati in Italia, ma appunto li avremmo dovuti far sbarcare in Italia. Né la Germania né l'Olanda hanno mai detto venite ad Amburgo piuttosto che a Rotterdam. E adesso anche l'Olanda si è smarcata, ha detto beh, ma d'altronde se anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo dice che questi non hanno nessun diritto di sbarcare, perché ce li dobbiamo prendere noi? Quindi questa è la novità sostanziale. Direi che per una volta dalla CEDU, che in tante altre occasioni ci aveva regalato sentenze su unioni omosessuali, adozioni omosessuali, arriva se non altro una sentenza finalmente condivisibile e, come ha detto Matteo Salvini, di buonsenso. Perché allora qui il problema non è 40 migranti, 43 migranti o 50 migranti. Il problema è che, come ha detto qualche sera fa in televisione Stefano Zecchi, è un tema di legalità. Che poi anche il ministro Salvini, ho notato, ha riportato sulla sua pagina Facebook proprio l'intervento del filosofo a Stasera Italia. Sì. Esattamente, perché lì il tema è un principio di legalità, cioè dire se questa cosa non si può fare, e non si può fare A perché c'è una legge, B perché abbiamo visto che più ONG esortano, incoraggiano le partenze, più aumentano le morti in mare, cosa che è abbastanza logica. Allora, se la questione è questa, non bisogna far sbarcare nemmeno una persona, perché semplicemente si apre una breccia attraverso la quale poi può passare qualunque cosa. Quindi lì il tema è di una rigidità, che è una rigidità che deriva dal fatto che bisogna far rispettare una legge, imporre una regola e far capire a tutta Europa che non si può tornare alla situazione per cui l'Italia è l'hub di tutti i migranti, creiamo un grande porto e poi ce li smistiamo nei vari paesi. No, non può funzionare così. L'Italia deve mantenere i porti chiusi e anche la CEDU ha detto che noi abbiamo tutto il diritto di farlo. Adesso però c'è il secondo capitolo, a cui forse anche tu volevi arrivare, cioè la capitana, io la chiamo la capitana Findus, la capitana Findus. No, perché ieri c'è stata un'ascoltatrice che ci ha parlato di Carola, lì per lì ho detto chi è questa Carola, ormai la chiamano per nome, la capitana Carola. Che cosa ha detto? Quali sono, vediamo le ultime notizie, no? Di questa capitana, che dice, la capitana insomma pensa di forzare il blocco. Che significa? Ma sì, già ieri la capitana Findus aveva detto a Repubblica in un'intervista, io la chiamo così, aveva detto in un'intervista a Repubblica che
stava valutando l'ipotesi di forzare il blocco. Ora, perché significa forzare il blocco? Sì. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto sicurezza c'è la possibilità di vietare a una nave, in questo caso una nave che trasporta migranti, l'attracco in Italia, diciamo l'ingresso addirittura nelle acque territoriali italiane. Infatti la nave staziona in acque internazionali al largo di Lampedusa. Qualora questo blocco venga forzato, c'è la possibilità ovviamente di sequestrare la nave, c'è la possibilità di comminare una sanzione. Adesso non mi ricordo se va dai 10.000 ai 50.000 euro, mi sembra fosse questo il range, e noi speriamo che se la capitana Findus fa questa azione così di forzare il blocco, ci sia, come ragionavo ieri sui social, un giudice a Berlino, cioè uno che finalmente questa nave la sequestri, scusate se sono estremista, ma la affondi, perché deve finire questa storia. Cioè non è possibile che noi sequestriamo la nave e poi dopo una settimana no, c'è il dissequestro perché tanto queste non hanno fatto niente di penalmente rilevante. No, questa nave deve essere tolta dalla disponibilità dell'ONG e la capitana Findus deve prendersi tutte le responsabilità del caso, insomma. Peraltro, con tutto il rispetto per Findus, perché i surgelati Findus hanno mandato avanti generazioni di uomini che non sapevano cucinare. Vedo dalla regia che ci annuiscono, quindi immagino che ne sappiano qualcosa. Allora, senti Alessandro, oggi si dovrebbe discutere sui migranti, cioè il PD, è uscita questa notizia, alla Camera si spacca sull'accordo con la Libia. Anche qui, che cosa è successo? Ci puoi raccontare? Allora, è successo che oggi si vota il rifinanziamento delle missioni internazionali dell'Italia. All'interno di questo pacchetto ci sono gli accordi con la Libia. Voi sapete che la Libia, la Guardia Costiera libica, ha il compito di presidiare la sua SAR, la sua zona SAR. SAR significa Search and Rescue Zone, cioè una zona di ricerca e soccorso dei naufraghi, quindi di chi parte sostanzialmente. Molte volte sono stati sollevati degli interrogativi sull'operato della Guardia Costiera libica. Sicuramente questi non usano metodi morbidi, ma forse il pugno duro qualche volta serve. Bene, fatto sta che succede che il PD ha presentato una mozione con l'IA Quartapelle e con Marco Minniti, quindi l'ex ministro dell'interno, ha presentato una mozione per dire bene, anche noi siamo d'accordo al rifinanziamento della missione internazionale. Che succede? Che però è arrivata una contromozione di minoranza, quindi firmata da Orfini, che ha appoggiato invece una mozione di Leu, quindi esterna al PD, che ha detto no, invece gli accordi con la Libia ce li dobbiamo rimangiare, niente più finanziamento. Quindi il PD si è spaccato sulla questione del rifinanziamento e del mantenimento degli accordi con la Libia. Qui si vede anche la linea di un partito molto allo sbando, cioè un partito che con Minniti aveva in effetti inaugurato una sorta di linea Salvini, diciamoci la verità. Sì, preparatoria, preparatoria, cioè il primo a andare a mettere i bastoni tra le ruote alle ONG, a rendersi conto che le ONG stavano facendo politica sulla pelle dei poveracci, è stato proprio Marco Minniti. Dall'altra parte c'è quest'area movimentista, chiamiamola così, che non si sa bene per quale motivo ha questa ossessione dei confini aperti, che invece preme perché tutto quanto si ritorni alla situazione della Tana libera tutti. Per cui insomma, questo ci dà l'idea anche di come il PD, nonostante la guida Zingaretti ci dicano che lo ha rinvigorito, l'ha riportato sopra il 20%, in realtà il partito è tutt'altro che in buona salute, in buona condizione e concorde. Allora Alessandro, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea, se è un'ascoltatrice o un ascoltatore. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, parlo da Torino. Buongiorno signor Antonio. Buongiorno. E anche il suo ospite. Sì, buongiorno. Pronto? Sì, la sentiamo signora. Pronto. Benissimo. Volevo già parlare prima quando c'era il dottor Cainarca, poi però adesso prendo l'occasione perché l'argomento è sempre quello. Allora, qua a Torino abbiamo una situazione del caro vescovo di Torino che vorrebbe prenderseli tutti lui, quelli della Sea-Watch. Sì. E vabbè. Però c'è anche un altro fatto, che noi abbiamo delle frontiere a Bardonecchia
no? Bardonecchia e Claviere. Bardonecchia c'è lì il Colle della Scala dove passano tranquillamente perché ci sono i passeur che li accompagnano e poi se riescono a passare in Francia bene, altrimenti i francesi, come abbiamo visto nei mesi scorsi, li prendevano e li riportavano di nuovo a Claviere. Poi io ho una casa lì a Uls che è sempre in Alta Val di Susa, dove c'è una casa cantoniera e i centri sociali sia francesi che italiani hanno preso possesso di questa casa cantoniera, intendiamoci, e l'hanno riempita di questi ragazzotti che poi durante il giorno viaggiano per il paese con tanto di cuffie eccetera e fanno niente e poi se riescono li accompagnano anche questi li accompagnano alla frontiera e poi se riescono a passare altrimenti tornano indietro. Però è possibile dire qualcosa a qualcuno che vadano a vedere questa casa cantoniera perché è abusiva, l'hanno occupata con tanto di manifesti fuori come fanno loro e ci sono i francesi, quelli che erano a Claviere sotto la chiesa di Claviere, adesso sono passati lì, gli danno da mangiare, danno tutto e chi è che li finanzia questi qua? Perciò bisognerebbe qualcuno che andasse a vedere questa casa cantoniera e liberarla perché è abusiva. La ringrazio molto e spero che qualcuno prenda nota. Grazie e buongiorno. Grazie mille signora. Sentiamo un'altra telefonata, Alessandro, e poi commentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, Gino di Ostia. Ciao Gino, buongiorno. Sì, buongiorno. A riguardo della Sea-Watch e della ricchezza della Germania, l'Olanda e la Francia, che sono molto ricche come nazioni, che addirittura potrebbero sfamare tutta l'Africa. Se continua questa storia della Sea-Watch, dobbiamo anche noi organizzarci e comportarci nello stesso modo. Facciamo delle ONG italiane, andiamo a prendere questi immigrati e li portiamo in Corsica, che è molto vicina, poi li portiamo ad Amsterdam e li portiamo a Edimburgo in Germania. In questo modo loro non possono rifiutarsi perché sono nazioni ricchissime e siccome ci sono loro dietro queste ONG, Sea-Watch e altre, non possono rifiutarsi, devono dar lavoro a questa gente e noi dobbiamo comportarci nello stesso modo. Vado controcorrente, però credo che questo sia l'unico modo. Grazie, vorrei sentire il parere del giornalista. Grazie. Sì, qui pronto, prontissimo. Allora Alessandro, qui apposta. Commentiamo anche l'altra signora. La signora ha ragione, innanzitutto sul vescovo. Adesso c'è questo filone anche nella Chiesa di immigrazionismo illimitato, hanno questa voglia di spalancare le porte, ovviamente poi questo è sempre a spese del paese, però perché questo è un altro tema, un'altra cosa da dire, cioè se li prendano loro tutti quanti dentro le mura vaticane, però no, guarda caso come è successo quando ci fu della Diciotti, se non erro era la Diciotti, quando andarono nella struttura quando andarono nella struttura lì del Vaticano, poi alla fine questi migranti scapparono a un certo punto, quindi poi alla fine il problema ricade un'altra volta sulle nostre spalle. È curioso, secondo me, della Chiesa, sono curiose due cose. Uno, che questi quando parlano di accoglienza non parlino mai di evangelizzazione, cioè ormai la Chiesa si è trasformata in una ONG. Allora io mi aspetterei che questi dei migranti vogliano soddisfare innanzitutto i bisogni spirituali piuttosto che quelli materiali. La seconda cosa è che invece la Chiesa sembra essersi ormai disinteressata sia degli italiani poveri, sia dei temi classici, che sono però temi urgentissimi nel nostro tempo, quindi l'eutanasia, l'aborto, indipendentemente da quello che pensano i nostri ascoltatori su queste cose. Però la Chiesa ha una posizione chiara su questo,
di queste cose ormai se ne è disinteressata per parlare ossessivamente di migranti. Questa mi sembra veramente una deriva preoccupante. Per quanto riguarda la questione francesi, mi pare di aver capito che c'è questa casa cantoniera occupata in territorio italiano dove sostanzialmente i francesi tengono questi migranti per evitare che svalichino, se ho capito bene la ricostruzione della signora. In ogni caso non è una novità che i francesi a Bardonecchia facciano un po' il bello e il cattivo tempo, sappiamo dei vari sconfinamenti dei gendarmi, sappiamo di come si sono infischiati, quindi anche delle regole di diritto internazionale che sembrano valere solo quando noi, in virtù del diritto del mare, siamo tenuti a prenderci i naufraghi. Quindi insomma il comportamento della Francia sull'immigrazione dimostra peraltro una cosa, che sono tutti sovranisti. Anche gli europeisti in realtà si comportano da sovranisti, cioè il primo sovranista è Macron, che si è guardato bene dal dire sì, ce li prendiamo tutti noi, se li prendono tutti loro al punto tale che sconfinano i gendarmi per andare a bastonare gli africani che tentano di svalicare, addirittura si diceva un periodo che gli bucassero le scarpe per evitare che potessero poi passare questi valichi alpini. La seconda telefonata è molto divertente, il nostro amico di Ostia, peraltro mi rallegro che Gino sia di Ostia perché è del sud come noi, quindi la consacra questa svolta nazionale della Lega. Ma c'è gente che chiama anche da Palermo, da Catania. Siamo felici, noi terroni siamo felicissimi di questa cosa qua. Adesso arriva qualche direttore non preoccuparti. Io d'altronde sono abruzzese, la Lega in Abruzzo ha fatto risultati oserei dire bulgari. Io sono aquilano, sì, la Lega è andata molto bene sia all'Aquila sia alle regionali abruzzesi sia alle europee, quindi insomma siamo un po' gli apripista della penetrazione leghista. Quindi tu sei dell'Aquila, vivi a Milano e quando poi vai là in Abruzzo? Sì, diciamo che l'ultima volta ne sono stato a Pasqua, quindi è da molto che manca. Girato, sì. E insomma, per finire, dicevo, è simpatica la cosa che ci ha detto Gino, perché dice a questo punto facciamolo pure noi, gli prendiamo i migranti e glieli portiamo noi a casa e vediamo poi cosa dicono, se i porti olandesi, se Rotterdam e Amburgo sono aperti in Olanda e in Germania. Benissimo, allora Alessandro, adesso con te vorrei parlare insomma del vertice che c'è stato ieri sera, del vertice di governo di ieri sera, no? Si è parlato di autonomia, si è parlato di autostrade, alcuni nodi sono stati risolti oppure non si è risolto quasi nulla? Sembrerebbe che non si sia risolto granché. Allora, ovviamente il tema che ha tenuto banco è stato quello dell'autonomia. Sì. L'autonomia sono già mesi che si dice la facciamo tra un mese, la facciamo tra 2 mesi, la facciamo tra 3 mesi e non si è arrivati ancora a una quadra. Ieri c'è stato l'ennesimo rinvio, nel senso che Salvini aveva presentato l'idea di portare in CDM direttamente il disegno di legge sull'autonomia senza emendamenti, cioè senza dire va ulteriormente discusso, e i 5 Stelle invece hanno detto no, rinviamo, ridiscutiamo, presentiamolo alle Camere e consentiamo di fare correzioni. E questo ha fatto notevolmente inalberare tutta la componente leghista. Peraltro Salvini nel corso del vertice preparatorio è andato, poi si è alzato e se n'è andato, non perché si fosse arrabbiato, è andato a fare un'intervista a carta bianca, se non erro. Poi è arrivato Giorgetti ed è interessante che Salvini abbia detto è come se fossi io, quindi questo certifica anche che il fatto che Giorgetti paia avere una linea un po' più di establishment in realtà non significa che Giorgetti è un libero battitore. Quindi sull'autonomia non si è raggiunta sull'autonomia per adesso pare che non si sia raggiunta un'intesa, ma non si è raggiunta in realtà nemmeno sul tema autostrade. Ecco, lì ci puoi spiegare un po' cosa allora voi vi ricordate l'anno scorso la tragedia del Ponte Morandi ad agosto, no? A metà agosto. Allora a tutti noi piacerebbe ovviamente punire un colpevole e ci pare evidente che se non altro ci sia una responsabilità, chiamiamola oggettiva, da parte del gestore di autostrade, cioè dei Benetton, no? O Benetton, non so dove vada l'accento. Da subito i grillini si erano battuti per dire revochiamo la concessione fatta alla famiglia Benetton. Qual è il tema che giustamente ha sollevato Salvini? Che questa azione rischia di rivelarsi tanto populisticamente efficace quanto un boomerang, perché se non si rispettano tutte le regole si rischia di innescare una battaglia giuridica che poi finirà per dar ragione ai Benetton e quindi poi che andranno anche risarciti, per cui rischiamo di ritrovarci oltre a danno la beffa.
Per cui noi sulla Verità, sui Benetton abbiamo fatto una campagna infinita, siamo stati i primi per esempio l'anno scorso a far notare che a Ferragosto, quindi il giorno dopo la tragedia, e si stavano a farsi la grigliata in allegria. Però il tema qual è? Che un conto è dire sì, secondo me la gestione o comunque le privatizzazioni delle autostrade in generale, come sono state fatte finora, non vanno bene. Sì. Un conto però è trovare soluzioni semplicistiche che rischiano invece di esporci, come dicevo, oltre che al danno anche alla beffa. Quindi quello è stato poi il tema che ha sollevato Salvini. La terza questione che è sul banco chiaramente è quella della flat tax, cui Salvini ha insistito, ha minacciato anche di far cadere il governo su questo. Mi sembra ragionevole, perché questa è una battaglia importante per la Lega, anche adesso che si sono un po' ribaltati i rapporti di forza dopo le elezioni europee. Sì. Su quello c'è stato questo siparietto per cui Garavaglia ha detto non dico a Di Maio dove trovo le coperture, perché chiaramente il tema è quello. Peraltro oggi c'era un corsivo un po' surreale di Fubini, il vice direttore del Corriere della Sera, che diceva che tutta la storia della flat tax, dei mini bot, sarebbe diciamo uno strumento che l'Italia sta usando per negoziare sulla procedura di infrazione, cioè per alzare il tiro in pratica, sì, come fa Trump, per negoziare sulla procedura di infrazione ed evitarla. Insomma, una sorta di grande bluff, da cui ovviamente lui ritiene che l'Italia poi uscirà sconfitta. Ecco, la flat tax è un tema sul quale i grillini a un certo punto dovranno cedere, perché insomma, non si può non farla. Benissimo. Non si può non farla. E poi non so se oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri, perché ci dovrebbe essere una riunione tra i due vice premier e il premier Conte, insomma staremo a vedere. Alessandro, tu rimani con noi, adesso andiamo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo. Giulio dalla regia ci sente, manderà la pausa pubblicitaria. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.
Rieccoci carissimi amici di RPL, quest'oggi con noi siamo contenti perché abbiamo Alessandro Rico, giornalista della Verità. Di nuovo buongiorno a te Alessandro. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, volevo leggere con te ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Vediamo, il Presidente della Repubblica Mattarella dice sulla droga bisogna aumentare la prevenzione, l'impegno dello Stato insieme alle famiglie, alla scuola e al volontariato. Il grave ed allarmante fenomeno della tossicodipendenza che ha assunto nel tempo nuove, più insidiose forme di penetrazione, di accesso e di assuefazione e che colpisce tanti ragazzi in situazioni di difficoltà materiale, psicologica e ambientale, esige il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di controllo da parte delle istituzioni. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata contro la droga. Altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa sui migranti, sta facendo polemica una foto shock di un padre e di una figlia annegati. Questa foto insomma sta indignando gli Stati Uniti. All'interno la foto, l'immagine di un padre e della sua bimba di 2 anni morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti evitando il muro. Sta indignando l'America. Nei pressi del Rio Grande in Texas trovati morti anche una donna e 3 bambini. Alessandro, non so se vuoi commentare quest'ultima notizia. Più che altro, ecco, questo poi se ne farà sempre il solito uso strumentale per dire il muro di Trump è cattivo. Innanzitutto il muro esiste da decenni, hanno cominciato a costruirlo i presidenti di sinistra, Clinton, l'ha votato anche Obama, sì, l'ha rifinanziato Obama. Quello che vuole fare Trump è completare quei settori che adesso sono, diciamo, coperti solo da filo spinato. Dopodiché vogliamo dire, come fa il Papa, che i muri non ci piacciono perché ci ricordano in Europa, no? Altre cose, no, insomma, la storia alla fine conta. Però fatto sta che Trump è riuscito a fare una grande cosa con la sua capacità di negoziatore, cioè a costringere lo stesso presidente messicano a dire: bene, in cambio del blocco dei dazi noi ci impegniamo a fermare il flusso di emigrazione. E lì parliamo di flussi veramente imponenti, perché lì c'è praticamente mezzo continente americano che vuole andare negli Stati Uniti, quindi anche lì veramente si rischia l'invasione. Chiaramente queste cose sono tragedie, ci dispiace, però non sai che si può dire che queste cose poi, cioè il passaggio logico, ecco, che contesto io è, siccome ci sono 2 padre e figlio, madre e figlio, non ricordo chi erano, che annegano, allora bisogna spalancare i confini, che è lo stesso ragionamento che fanno qui. Siccome annegano nel Mediterraneo, allora bisogna aprire i porti. No, è il contrario. Anzi, più apri i porti, più ne annegano, come si è visto negli anni passati. Benissimo. Senti Alessandro, vediamo un po' quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Questa mattina su Repubblica c'è un appello del Presidente della Camera Fico che dice ai 5 Stelle: cambiamo o sarà troppo tardi. Poi invece sul Corriere c'è un altro articolo del giornalista Emanuele Buzzi che dice: Fico in campo per la crisi dei 5 Stelle e la fronda al Senato agita i vertici. Poi c'è uno schemino su chi sta con chi tra i 5 Stelle. Insomma, hai letto questo articolo tu? Sì, allora i 5 Stelle innanzitutto dobbiamo ricordare che stanno perdendo pezzi, perché al Senato, per esempio, ci sono state varie defezioni, al punto tale che a questo punto la maggioranza giallo-verde sembrerebbe appesa a 3 voti. In realtà ci sono degli esponenti del gruppo misto che votano sempre col governo, quindi potrebbero essere 7 voti, però insomma la fronda anti-Di Maio è cresciuta inesorabilmente e questo sta lacerando i 5 Stelle, ma minaccia anche poi la tenuta della maggioranza. Il Corriere presenta uno schemone e a grandi linee ci dice appunto chi sta con chi, cioè ci dice chi sono i dimaiani fedeli, quindi Fraccaro, Bonafede, il ministro della giustizia. Fraccaro, se non erro, è del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Rapporti con il Parlamento, quindi se sbaglio mi corrigerete, come diceva. Patuanelli è il capogruppo. Questa, diciamo, sono il blocco dei fedelissimi di Di Maio. Pare che anche questa fronda green, come la chiamava oggi Repubblica, in cui ci sarebbero Carelli,
e Buffagni, se non vado errato, starebbe con Di Maio, anche se diciamo con un piglio critico, Sì. cioè per dire dobbiamo puntare più su temi nostri anziché puntare sullo scontro, sui diverbi con la Lega. Poi c'è la seconda corrente, quindi questa è la notizia, è che anche i 5 Stelle stanno cominciando a sperimentare le correnti come la DC, che sta con Fico che peraltro sta conducendo una politica estera tutta sua sul caso Regeni, insomma è un libero battitore. Insomma, i suoi sostenitori sono decisamente meno noti, Luigi Gallo, la Sportiello, la Sarli, quindi insomma sorvolerei poi su c'è questi. la figura C'è la figura di Dibba, che è il vero, sì. giustamente il Corriere lo chiama l'outsider, perché Dibba, noi ci ricordiamo, se n'era andato in Sud America, in America, insomma, questa povera creatura che hanno fatto, che andava girando per mezzo mondo tra pannolini, ecco, con la compagna, la moglie, non so cosa sia, è tornato in Italia, ha scritto questo libro che ha infastidito molto Di Maio, che ci ricordiamo domenica aveva detto, senza citarlo, però si capiva che si riferiva a lui, aveva detto ci sono degli irresponsabili che indeboliscono il ruolo del movimento dentro il governo e rischiano di far saltare il banco. Certo. È chiaro che Dibba, insomma, non nasconde di essersi un po' pentito di aver saltato questo giro, questo appuntamento con la storia, magari poteva fare il ministro, chi lo sa, e quindi è tornato in campo in sella al motorino di Gianluigi Paragone, peraltro, perché ci ricordiamo dopo le debacle alle elezioni, che è questa immagine di Paragone e Dibba sul motorino, e infatti con Di Battista ci sta proprio Paragone, che è un po' il capofila di questo movimento di outsider, la Fattori, un'altra senatrice 5 Stelle, e la Lombardi, che è una figura da non sottovalutare. Perché Roberta Lombardi non è da sottovalutare? Perché lei è consigliere regionale nel Lazio, ed è una che da molto tempo è molto ai ferri corti con il sindaco di Roma, e io non dico la sindaca apposta, scusate, permettetemi almeno questo vezzo, maschilista, Virginia Raggi. Peraltro i 5 Stelle contribuiscono anche a tenere in piedi in Regione Lazio la giunta Zingaretti, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, proprio anche grazie all'apporto della Lombardia, per cui c'è un po' l'area di sinistra dei 5 Stelle, per cui bisognerà vedere poi come va a finire, cioè se rimangono uniti, se veramente cominciano invece a spaccarsi, a frantumarsi come succedeva alla sinistra atomizzata. Vedremo insomma come va a finire. Va bene, allora Alessandro, rimani qui con noi, adesso presentiamo i nostri prossimi ospiti. Giulio dalla regia mi dà l'ok, come ogni mercoledì devi sapere abbiamo l'appuntamento fisso con Laura Cavandoli, deputata della Lega. Buongiorno Laura. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Buongiorno Laura, allora raccontaci un po' quali sono le ultime novità che ci giungono dalla Camera, di che cosa state discutendo oggi? Oggi abbiamo un programma un po' alternato, grandi missioni, più che altro ratifiche internazionali. Ieri abbiamo fatto il Kazakistan e oggi dovremmo parlare anche delle missioni estere. C'è un po' di confusione, nel senso che veniamo da 2 settimane di lavori più o meno bloccati per il decreto crescita, quindi diciamo che si passa da una rettifica all'altra, e le missioni internazionali invece dovrebbero essere il clou di quella che è la discussione odierna. Però ieri, ci tengo a dirlo, abbiamo approvato, è la prima approvazione, quindi deve passare anche al Senato, la giornata del ricordo per il sacrificio alpino, che a questo punto, lo posso dire, sarà il 26 gennaio, contiamo che il Senato ce la faccia e quindi dal 2020 finalmente anche gli alpini avranno la loro giornata per ricordare insomma una grande depalca durante la Prima Guerra Mondiale. Benissimo, senti, invece nella commissione, tu nella commissione finanze, si è riunita questa commissione o no? Allora, ieri ci siamo riuniti velocemente per dare appunto i pareri alle varie ratifiche che devono passare in aula. Per il resto abbiamo in sede referente una proposta Lega, l'avrete sentito, il sindaco di Arona, nonché il vicepresidente della Commissione Finanze, Busmeroli, esatto, che appunto ci ha presentato la unificazione IMU Tasi, quindi un'unica tassa a favore dei comuni che dovrà essere, vorremmo che sarà quantificata preventivamente dai comuni. Questo porta a un risparmio di spesa per i cittadini, a una facilità
per il contribuente di pagare, ma anche una facilità per il comune di sapere quello che deve andare a riscuotere. Quindi su questo insomma andiamo nella quell'ottica di semplificazione, burocratizzazione e risparmio fiscale che ci piace tanto. Allora Laura, tu il 2026 verrai qui a Milano, perché come sai che cosa succederà, anzi prima del 2026. Magari anche prima, esatto. Cioè, anche prima, cioè quanto valgono insomma i giochi olimpici di Milano, no? Ah beh, sicuramente i calcoli li hanno fatti in via preventiva e questo fa molto piacere. Ci sia questo aumento del PIL, questo aumento dei posti di lavoro, che ovviamente non è solamente per il periodo molto, diciamo, transitorio, molto breve dei giochi, ma è tutto l'endorsement che viene a formarsi, che viene a formarsi in preparazione degli eventi e poi anche successivamente, perché c'è diciamo, io lo chiamo un colpo di coda. Quando ci sono i grandi eventi è chiaro che la diffusione di queste città, di questi territori che noi diciamo tanto amiamo, perché la parte dolomitica, ma anche la città di Milano, insomma, sono ovviamente l'occhiello della nostra Italia, dopo avranno un riscontro internazionale che durerà nel tempo, quindi valgono tanto, non sono solo, se ho letto 14 milioni e i posti di lavoro, ma semplicemente c'era sicuramente un indotto Italia che ne guadagnerà prima dei giochi, per tutto quello che sono le attività preparatorie, sponsorizzazioni e eventi, ma sicuramente anche successivamente. Quindi è stata una vittoria a trazione lombardo-veneta, ma per l'Italia sicuramente importantissima. Certo. Senti Laura, tu sei dell'Emilia Romagna, no? Abbiamo sentito ieri questa notizia dell'Emilia Romagna, 16 arresti, anche un politico di Fratelli d'Italia. Come hai commentato questa notizia tu? Ma intanto devo dire che è solamente una tappa. Su questo le forze dell'ordine sono 3 giorni che sono sui giornali per combattere la mafia. Hanno fatto lunedì in Puglia, ieri in Emilia e oggi la camorra. Insomma, mi sembra che quindi ci sia effettivamente un impegno molto grande di ovviamente indagini risalenti che comunque hanno portato a questo attacco nei confronti della mafia su tutto il territorio nazionale. In Emilia c'era questo grosso processo Emilia, appunto scritto con la latina a Reggio Emilia, ancora aperto, ma tutti dicevano che non era finita ed era vero. Quindi c'è questa infiltrazione a livello mafioso, a livello di aziende, di ditte, di costruzioni, che purtroppo si è attaccato all'Emilia, alla normale esecuzione dei lavori e anche degli appalti. Il nostro commento è stato quello ovviamente di condannare ogni tipo di mafia, di ringraziare le forze dell'ordine per la loro attività, perché ricordiamolo che un'azienda che lavora con metodi mafiosi o è diciamo spinta anche dal punto di vista della mafia uccide le aziende sane, sia per la concorrenza sleale sia proprio per l'attività che compie, e vediamo che i metodi che usano queste aziende sono proprio quelli mafiosi di intimidazione, violenza e purtroppo, però io lo dico da parmigiana, anche il comune di Parma nei vari lavori che ha dato aveva in subappalto un'azienda collegata a Costa Grande Aracri che è stata bloccata ieri con un'operazione partita da Brescello con gli elicotteri, quindi una cosa assolutamente molto molto grande e molto tempestiva per tutta la regione. Ha coinvolto anche questo esponente di Fratelli d'Italia non nella sua attività politica ma nella sua attività professionale, quindi ho visto che la Meloni lo ha espulso dal partito e questo è sicuramente un segnale molto forte che la politica deve stare lontana dalla mafia. Laura, per quanto riguarda il 14 agosto prossimo, è un anno purtroppo dalla tragedia del Ponte Morandi. Tra un anno, nel 2020, dovrebbe essere pronto. Secondo te è vero o no?
Noi ci crediamo, diciamolo. Noi della Lega siamo stati profondamente colpiti in tutti i modi da questa tragedia del Ponte Morandi. La prima colata di cemento che è stata fatta ieri simbolicamente dal ministro Toninelli sicuramente apre un percorso di grandi lavori, di grande attività, perché diciamolo, mi sembra che proprio oggi verrà fatto implodere la parte restante, o ieri o oggi comunque, la parte restante del Ponte Morandi, che dovrà essere ricostruita e sostituita. È un'arteria fondamentale per Genova e per tutta l'economia dalla Liguria verso il nord-ovest, quindi sicuramente ci crediamo, le cose devono andare avanti. È un'attività del governo dei sì, per cui a livello di Lega noi controlleremo tutti i livelli, quindi a livello comunale, regionale e nazionale, che le cose vadano avanti, perché non si può impoverire una regione, in realtà una zona molto ampia, senza un'arteria fondamentale, perché si va poi a impoverire il porto di Genova, che a quel punto rischia di perdere quella sua funzione di attracco fondamentale delle merci per tutto il nord Europa. Laura, qua con noi in studio oggi abbiamo Alessandro Rico, giornalista della Verità, un amico di RPL che interviene spesso con noi. Vi ascoltavo, sì. Ah, ecco, che vuole farti una domanda, insomma. Sì, no, io approfitterei del fatto che l'onorevole Laura Cavandoli è alla Camera per chiederle che aria tira tra i suoi colleghi, nel senso, cioè, dopo questo stallo che c'è a livello di esecutivo, no? Tra Lega e 5 Stelle, cosa si dice? Cioè, se serpeggia preoccupazione, se c'è malumore, oppure se si ritiene che tutto sommato poi alla fine i problemi verranno superati e si arriverà a una quadra. Sì, io devo dire che qui aleggia questo ottimismo dell'andare avanti perché comunque ci sono tante cose da fare, quindi non è una scusa dire vabbè, vedrai che andiamo avanti, che si troverà la quadra, è più che altro un discorso di dire benissimo, sistemiamo gli argomenti, sistemiamo quelle che sono le priorità e vediamo se riusciamo a realizzarle. È chiaro, c'è questa situazione a livello di Consiglio dei Ministri, anche ieri sera in effetti quello che noi volevamo, quello che la Lega ha sempre voluto, che sono l'autonomia, non ha avuto un esito come quello sperato, ci sono altre partite aperte che vanno risolte, però io vedo che fra i miei colleghi prevale la sensazione di si può fare tanto, si può fare qualcosa di serio per il Paese, quindi possiamo procedere. Ovviamente la decisione non spetta a noi parlamentari, ma credo che anche dall'alto non abbiamo avuto oggi incontri né con sottosegretari né ministri, finora non li abbiamo ancora visti, però siamo ottimisti che anche dall'alto l'interesse nazionale prevalga. Benissimo, allora Laura, noi ti ringraziamo come al solito per il nostro collegamento del mercoledì, giorno clou del Parlamento, giusto il mercoledì? Sì, c'è una giornata abbastanza intensa di solito, ma va bene, così anzi. Allora, grazie mille Laura, buon proseguimento di giornata e buon lavoro, ci sentiamo mercoledì prossimo. Buon lavoro anche a voi, giornata. Grazie mille. Adesso in collegamento telefonico abbiamo Domenico Furgiuele, deputato della Lega. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, Domenico, ieri si è parlato di nuovo della TAV, no? Il ministro Salvini ha detto la TAV leggera, assolutamente io amo i treni che corrono. Come andrà a finire questa storia della TAV? Perché oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera che dice via libera agli appalti, il treno della TAV riparte in campo Palazzo Chigi. Che novità puoi darci? C'è la volontà di fare l'opera e soprattutto preparati sono già stati pubblicati e quindi vi è la necessità di dare seguito a quello che è il proposito di realizzare quest'opera, un'opera che è lì, è stata iniziata, è cantierizzata e quindi non vediamo il motivo per cui si debba fermare. È innovazione, è lavoro, è sviluppo, è sicuramente investimento, quindi va nella direzione di Domenico, scusami, non ti sentiamo molto bene. Domenico? Utile. Sì.
non ti sentiamo molto bene, Senti? ti chiediamo se puoi spostarti leggermente. Adesso? Adesso sì, prego. Sì. Stavo dicendo, un'opera molto importante che ha i prebandi e che quindi decisamente deve vedere un seguito, quello che sono i buoni propositi che sono stati messi alla base di un percorso che è già iniziato. Voglio ricordare che dall'altra parte, dalla Francia, sono già all'opera e in uno stato molto avanzato e che quindi presto l'Italia dovrà dire quello che deve fare. Benissimo. Senti, Domenico, per quanto riguarda la tua commissione, che è quella cultura, scienza ed istruzione, quali sono le novità di questa commissione? Come sono andati, insomma, gli esami di maturità di quest'anno? Gli esami di maturità stanno avendo un ottimo riscontro, anche perché è cambiato l'esame. Ovviamente i ragazzi che li hanno affrontati e li stanno affrontando sono la prima volta all'opera con questo nuovo metodo e quindi non hanno metro di paragone con quelli che li hanno preceduti, però abbiamo ottimi riscontri. La mia commissione si occupa anche di sport, sì. E oggi qui alla Camera ci occuperemo del disegno di legge delega per il riordinamento sportivo, con tante novità volute fortissimamente dalla Lega e fortissimamente dal sottosegretario. Sì, non ti sentiamo Domenico. Adesso? Adesso sì, prego. Stavo dicendo, quest'oggi alla Camera tratteremo il disegno di legge delega per il riordinamento sportivo, con molte novità fortissimamente volute da parte del Resterà un mistero chi ha voluto queste novità. Infatti, allora abbiamo una telefonata, Domenico, nel frattempo se riesci a spostarti e riusciamo a ripristinare il collegamento. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Pino, buongiorno Antonio. Ciao Pino. Ciao, saluto anche il signor Ricco. Buongiorno a lei. Che conosco già perché ogni tanto leggo i suoi articoli. Io sono quello, non è che sia l'ex portoghese, perché sono quello che vive in Portogallo, ma adesso sono rientrato in Italia perché tutte le estati vengo qui a casa nella Padania, nella bassa. Ecco, volevo dire questo, riguardo al discorso della Chiesa Cattolica, in particolare dell'Avvenire, perlomeno del quotidiano Avvenire e delle posizioni del vescovo cardinale che c'è a Torino, insomma, di queste posizioni che prendono sull'immigrazione, eccetera, eccetera, no? Sui migranti. Io ho notato che il signor Ricco ha detto che c'è questa ossessione, corretto? Ho capito bene? Ha capito benissimo. Benissimo. Io condivido pienamente questa cosa e vi parlo da cattolico, da credente, da professante. Poi che sia un buon cattolico, questo sta a Dio solo deciderlo, se mi comporto bene o male, però io ci credo e per me è la prima cosa, questo deve essere chiaro, no? E la metto davanti a tutto, no? E come fanno anche i musulmani, loro mettono davanti alla loro fede. Io per me, la mia fede è davanti a tutto, però detto questo, però io sono fortemente critico riguardo a questa cosa, perché ho notato che c'è veramente questa, la parola giusta, ossessione, questa deriva. Io sono un ex, io ricordo ai tempi di 30 anni fa di Don Giussani, quando c'era Comunione Liberazione, no? Agli albori, Avvenire era un quotidiano che era nato sul fondo di questa, però era completamente diverso. Quindi secondo me la Chiesa, parte della Chiesa Cattolica si è proprio adagiata, ha seguito al cattocomunismo, chiamiamolo come vogliamo, e ricordo anche l'ultima, poi ho finito, le chiedo scusa, l'ultima, quando ho fatto la Via Crucis, che ho seguito per televisione, sono rimasto meravigliato e quasi un po' anche arrabbiato, perché le 12 stazioni erano, il Papa aveva affidato a una suora i testi di queste 12 stazioni, erano tutte esclusivamente sui migranti, e questa è un'ossessione, questo, e a me questo non piace, l'ho criticato fortemente nei media, e ripeto, non vi parla un anticristo. Per me è fondamentale il mio credo e lo metto davanti a tutto. Chiuso? La ringrazio molto. Benissimo. Allora Alessandro, magari commentiamo dopo, perché abbiamo ripristinato il collegamento con Domenico Furgiuele. Domenico, adesso ci senti? Io vi sento. Ecco, adesso benissimo. Allora, dicevamo dell'esame di maturità, cos'altro volevi aggiungere?
Stavamo parlando di sport, delle novità che andremo ad improntare dello sport. C'è una rimodulazione delle competenze del CONI, che non si occuperà più delle moltitudini di competenze che ha avuto fino ad oggi, ma si occuperà prettamente di Olimpiadi, e poi delle risorse che troppo spesso sono state sprecate e non sono andate nella direzione di favorire lo sport dal basso, lo sport per i giovani, e sarà di competenza della Società Sport e Salute SPA, che si occuperà proprio dello sviluppo dello stesso partendo dal basso. E poi ancora spazio alla partecipazione e la responsabilizzazione dei tifosi. Abbiamo previsto, per tramite di un emendamento del relatore, l'onorevole Pelotti Bergamo, abbiamo previsto la costituzione di un organo consultivo all'interno degli statuti delle società, composto da 3 o da 5 elementi eletti tra i tesserati del team. Quindi una responsabilizzazione, una condivisione che sicuramente andrà nella direzione di dare l'opportunità ai tifosi di esprimere dei pareri sulle attività dei tifosi. Poi c'è un emendamento importantissimo a mia firma che riguarda la Lega Nazionale Dilettanti per la cosiddetta vecchia Serie D, che prevede la possibilità di vietare le scommesse in quei campionati. Scommesse che troppo spesso hanno portato alla morte di intere società, che per il nostro campionato, per la nostra nazione, sono importanti in quanto rappresentano una peculiarità, dei veri e propri campanili, delle vere e proprie comunità che rappresentano storia, cultura e identità, che la domenica si ritrovano allo stadio con le famiglie. Benissimo. Domenico, senti, sul provvedimento decreto crescita, vogliamo ricordare quali sono i provvedimenti, o meglio le misure più importanti di questo decreto? Senz'altro abbiamo la rottamazione bis, grazie al sottosegretario Pitonci, 1.700.000 persone riusciranno a fare pace con lo Stato, sia chiaro, non evasori, ma persone che hanno deciso di sacrificare la propria esistenza, quindi decidendo di pagare prima i fornitori e i dipendenti, lasciando per terzi lo Stato, proprio perché sono stati vittime di una crisi. Adesso queste persone, che non hanno pagato non perché erano evasori, ma perché non ce l'hanno fatta, potranno mettersi in paro con lo Stato in 5 anni, pagando i propri debiti, e la cosa più eccezionale, ritornando ad essere l'anello di una catena produttiva, e quindi l'anello di una catena che ricomincia a pagare le tasse, ricomincia a creare lavoro e opportunità occupazionali. Poi, in relazione a quello che, se mi permetti, ha detto il telespettatore, che dice di essere un rientrato dal Portogallo, nel crescita vi è l'estensione da 5 a 9 anni del provvedimento che consente di stabilire una flat tax al 7% per tutti quei pensionati che decidono di rientrare in Italia e decidono di vivere su parte del territorio meridionale per più di 5 anni, quindi ad avere una tassazione agevolata del 7% su queste loro pensioni. Negli ultimi anni dobbiamo ricordare che 25.000 pensionati italiani sono andati a vivere su questo modello, però in Portogallo. Allora, un decreto importante che, come lo sblocca cantieri, ha deciso di liberare risorse per le imprese e soprattutto per le persone per bene che sono state vittime della crisi. Benissimo. Senti Domenico, attualmente alla Camera di che cosa si sta discutendo? Oggi parleremo del decreto sullo sport, legge delega sullo sport, ma anche e soprattutto della legge delega sul turismo. Quindi una prima iniziativa fortemente voluta dal ministro Centinaio, che va nella direzione di valorizzare uno dei tessuti cardine della nostra nazione. Da nord a sud abbiamo delle bellezze che ci invidia tutto il mondo e che hanno bisogno di essere valorizzate. Quindi di comparto balneare, di comparto termale, per esempio, che è uno dei comparti più importanti ma poco valorizzati fino ad oggi sul nostro territorio. Una serie di iniziative che, grazie alla relatrice Giorgia Andreuzza, sempre della Lega, sicuramente ci daranno l'opportunità di riprendere a crescere e sperare anche in quel settore. Benissimo. Domenico, ti chiedo di rimanere in linea con noi altri 2 minuti, subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui.
No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici di RPL, qui in studio c'è anche Alessandro Rico, giornalista della Verità. In collegamento telefonico con noi abbiamo il deputato della Lega Domenico Furgiuele. Domenico, abbiamo una telefonata, vediamo se un'ascoltatrice o un ascoltatore. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Antonio, sono un ascoltatore. Buongiorno a te, buongiorno a Rico e buongiorno al deputato Furgiuele. Sì, prego. Avevo una domanda una delle ultime cose che ha detto relative al fatto di quei pensionati che rientrando dall'estero hanno una tassazione al 7%. Io lo ritengo una cosa interessante, però abbastanza ingiusta nei confronti di chi sta per andare in pensione, vorrebbe trasferirsi nelle zone sarde, calabre o siciliane e si troverebbe invece a pagare le tasse complete, mentre chi è già stato all'estero per 5 anni ed ha usufruito dell'esenzione del pagamento delle tasse, torna in casa e oltre ad aver già goduto, gode ancora. Secondo me quella misura potrebbe essere estesa anche a coloro che, andando in pensione, non volendosi trasferire all'estero, decidono di trasferirsi in quelle zone dove verrà applicata quella nuova tassa. Secondo me sarebbe più democratica, diciamo così. Intanto ringrazio il giornalista Rico per i suoi articoli che sono sempre molto interessanti, e poi è anche una persona molto, molto viva, la cosa fa piacere. Lo ringrazio. Ciao. Allora, sentiamo Domenico come commenta le parole del nostro ascoltatore. Sì, ringrazio il radioascoltatore. Intanto devo dire che sono molto soddisfatto per quello che questo governo è riuscito a mettere in campo nell'ultimo anno. Il provvedimento in relazione alla flat tax del 7% sulle pensioni, in realtà noi l'avevamo inserito già nella legge di bilancio. Nel crescita abbiamo esteso i termini, quindi l'abbiamo migliorata. È utile sempre dialogare, è utile sempre ascoltare, a differenza di quello che dicono altre testate giornalistiche, questo è un governo che vuole portare un cambiamento, ma che vuole anche ascoltare soprattutto i cittadini, soprattutto coloro che vivono la realtà e non stanno su altre dimensioni, così come chi ci ha preceduto. Sicuramente è un provvedimento che si può migliorare, però già ad oggi porta una novità di discontinuità con chi ci ha preceduto. Molti, coloro che ci hanno preceduto, hanno pensato di ripopolare alcune zone abbandonate, isolate del meridione d'Italia con altre attività improduttive, come per esempio la presenza degli immigrati. Questo governo ha già portato una nuova ventata in poco più di un anno, cioè ripopola quelle zone d'Italia che sono dei paradisi purtroppo abbandonati attraverso dei pensionati che hanno già lavorato,
che hanno realizzato nella vita, hanno costruito e portano sicuramente qualcosa di produttivo, un'economia produttiva su quei territori. Sicuramente il provvedimento può essere migliorato e si potrà fare tesoro delle indicazioni che possono dare i cittadini, come questo radioascoltatore che ringrazio. Sì. Benissimo, allora Domenico, noi ringraziamo te per essere stato con noi quest'oggi, buon lavoro, buona giornata, ci risentiamo presto, grazie mille. Saluto tutti voi, vi ringrazio, saluto i radioascoltatori di RPL ed è sempre un piacere stare con voi. A presto e buon lavoro. Buona giornata. Grazie a Domenico Furgiuele, deputato della Lega. Allora Alessandro, adesso sentiamo chi c'è in linea, quando ci sei tu vedo linee bollenti. Sì, linee bollenti, sentiamo, pronto? Sì, buongiorno, sono ancora pieno, scusate, io devo assolutamente intervenire su questa cosa. Mi sentite? Sì. No, perché io ho anche scritto, io sono anche un rompiscatole, mi conoscete già, no? Però perché mi piace la chiarezza, altrimenti poi oggi dici una cosa, guadagni i consensi, ma poi domani li perdi drasticamente. Perché anche quel signore di prima, il deputato, bisogna chiarirla questa cosa. Non è vero che io non sono rientrato da Portogallo perché devo andare io giù a sud, perché io sono a casa mia adesso perché sono in vacanza, diciamo così. Ma non è vero che chi rientra dal Portogallo poi va giù a sud e diviene no. Perché se uno ha la pensione italiana che gli viene data dallo Stato italiano, dall'INPS, non può assolutamente avere questa... Ma io dico, ma ragazzi, ma le cose diciamola chiaramente, altrimenti facciamo la figura dei pirla, scusate, perché è ovvio, perché il governo italiano ha fatto una bella cosa, ma vale solo per i pensionati che hanno una pensione che viene pagata dagli stati esteri, ovvio, perché anche il Portogallo non dà questa agevolazione a un portoghese che viene pagato, perché altrimenti che senso avrebbe? L'unico senso è quello di portare dei capitali esteri e di ripopolare delle zone, ma è una bella iniziativa, ma non vale per gli italiani che rientrano, non vale per i pensionati che vengono pagati dall'INPS, ditelo chiaramente, altrimenti diciamo delle balle, scusate, lo dico non perché, ma per il bene nostro comune. Grazie, arrivederci. Grazie Pino, sei stato chiaro tu. Allora, Alessandro, abbiamo un altro ospite, un altro amico di RPL, abbiamo in collegamento telefonico Paolo Tiramani, deputato della Lega. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Paolo, oggi in studio abbiamo Alessandro Rico, giornalista della Verità, che poi vorrà farti delle domande, però prima di iniziare la chiacchierata con te c'è subito, penso, una tua fan, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Senta, io posso riprendere il discorso dell'S Watch? Sì, certo, come no? Senta, io mi chiedo e mi domando, se la signora Capitan Findus dovesse entrare per forza da noi, ecco, con tutte le conseguenze del caso che poi lei dovrebbe subire, questi signori migranti non si potrebbe fare come fanno in Tunisia, rimpatriarli subito? Perché? Perché non si può fare tutto questo? Cioè, è ora che parliate anche dei rimpatri, perché qua veramente accogliamo, ma i rimpatri non se ne parla proprio. Va bene signor. Paolo, buongiorno. Allora, Paolo? Sì, vi sento, sì. Molto chiaro. Hai sentito per caso la signora? Male perché sono in aula, ma ho capito la questione della Sea-Watch e tutto ciò che ne sta conseguendo in queste ore, dove finalmente abbiamo avuto perlomeno ragione alla Corte dei diritti dell'uomo, quindi una norma nazionale prevale sulla disumanità di chi fa il business sugli esseri umani. Sì, senti Paolo, c'è Alessandro che vuole farti, non so, una domanda. Sì, no, intanto dico una cosina sulla telefonata della signora che parlava di rimpatri. Effettivamente, diciamo, questo poi è il lato difficile di tutta la questione, che richiede di lavorare molto sugli accordi bilaterali con i paesi d'origine. Questo è un capitolo su cui chiaramente la Lega si dovrà impegnare. No, io chiederei a questo punto, visto che lui è in commissione di vigilanza RAI, se non vado errato, c'è stata tutta questa polemica sul doppio incarico di FOA, no? Cioè che aria tira il RAI? Nel senso, i critici, ecco, faccio l'avvocato del diavolo, no? I critici accusano il Lega e 5 Stelle di aver proseguito la lottizzazione della RAI sostanzialmente. E voi come rispondete, diciamo, a queste critiche? Ma non mi pare che si possa parlare di lottizzazione, nel senso che partiamo dalla domanda principale. FOA siede in un alto consiglio di amministrazione della RAI,
a titolo gratuito. In un mondo normale questo dovrebbe essere un valore aggiunto, un risparmio di denaro pubblico, una competenza di un manager che già a Roma 7 giorni su 7 a occuparsi della RAI e contemporaneamente siede in un CDA, diciamo, di una partecipata come RAICOM a titolo gratuito. Da lì sono nate tutte le polemiche a partire dal Partito Democratico e anche una battaglia preelettorale del Movimento 5 Stelle che poi è cambiata dopo il risultato delle europee, però diciamo che è una polemica che secondo me non sussiste, poi deciderà in serenità Marcello Foa cosa fare. Secondo me potrebbe anche dimettersi di sua sponta, ne perderebbe sicuramente la RAI. La lottizzazione vorrei capire che cosa abbiamo lottizzato. Abbiamo nominato dei direttori di rete e ad oggi i vice direttori di rete sono ancora quelli nominati dallo scorso governo. Abbiamo presentato un piano industriale cambiando giustamente i manager, ma di esterni non ce n'è neanche uno. Abbiamo inserito un conduttore fondamentalmente in un programma che uno mattina è vero, ma gli ascolti danno ragione a questa scelta, quindi non so cosa si intenda per lottizzazione. Io per lottizzazione intenderei decine di programmi nuovi, un palinsesto rivisitato, non è così. Forse secondo me stiamo come dire, facendo troppo poco. Io avrei dato una sterzata anche maggiore. Certo. Senti Paola, abbiamo un'altra ascoltatrice. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono argentina, ho avuto in Italia della bellezza di 30 anni, diciamo meno della metà dei miei anni. Dove abita in Italia? Di allora, grazie tesoro, grazie. Sono un'imprenditore, poi lavoro nel consolato argentino, eccetera. Però non è questo. Io volevo dire questo, che è molto bello che, entre virgolette, entre comillas, che tantissimi italiani sono costretti ad andare al Portogallo, vendono la loro casa, si vanno di là, mangiano il buon pesce, però quando devono venire a curarsi, sono costretti a venire a curarsi in Italia, al nord, perché come si cura qua, sono pochi posti in Europa che si può curare. Quindi devono spendere nell'albergo, nell'hotel, le case, quindi dove è da fare, non c'è a fare. Punto 2, io vorrei vedere, non parlo per me, perché io sono argentinissima dell'A alla Z, per migliaia e migliaia di italiani che sono immigrati costretti, però nessuno ha perso i documenti, chissà perché, e vogliono tornare alla loro patria, agli ultimi giorni della loro vita, anche molto di più giorni della loro vita. Questi italiani si può tutelare di qualche maniera? Io vorrei una risposta da voi. Buona giornata a tutti. Grazie mille. Paolo, hai sentito? Ho capito poco, la pronuncia era marcata, no? Argentina imprenditora, ho capito io. No, sul Portogallo scade quest'anno la convenzione, c'è anche parlato nel decreto dignità di inserire delle zone all'interno del nostro paese per avere questo beneficio fiscale. Sicuramente ci sono dei paesi che su questa iniziativa hanno portato un valore aggiunto al proprio PIL, il Portogallo è sicuramente tra questi. Quanto alla sanità pubblica, purtroppo nella nostra Convenzione dei diritti dell'uomo chiunque deve essere curato, e questo porta a una sperequazione perché c'è chi in qualche modo non ha mai contribuito al Servizio Sanitario Nazionale e viene in Italia a curarsi. Negli anni passati si è anche proprio parlato di un turismo medicale, di chi con il ricongiungimento familiare veniva in Italia a farsi operare, a farsi curare a danni dello Stato. Su questo bisognerebbe porre limite, è una materia delicata, come introducendo sempre più un sistema misto pubblico-privato. In Lombardia esiste, perché come sapete le leggi regionali sulla sanità appunto sono l'unica materia veramente federale. Andrebbe copiato il tanto vituperato modello lombardo, che al netto dei pochi maleaffari che sono stati conclamati in questi anni ha dato un valore aggiunto a questo paese, e non è un caso che da tutte le parti d'Italia vengano a curarsi in Lombardia.
Vai, Io torno al discorso di prima, non per essere noioso, però ho colto una frase interessante che ha detto Paolo Tiramani, cioè diceva io avrei fatto anche di più, cioè cosa avresti fatto sulla Rai di più? Perché poi anche il programma di quello che farete dopo, insomma. No, nel senso che a un anno di distanza i palinsesti forse oggi per la parte autunnale vedranno un cambio di marcia. Secondo me si poteva già intervenire 6 mesi prima sul palinsesto primaverile, cambiando proprio la tipologia di alcuni programmi. Tanti altri programmi invece che sono di attualità, lì ci sono dei collaboratori esterni che ha messo anche il Partito Democratico che orientano certi tipi di trasmissioni. Io non ho nulla contro Agorà piuttosto che Uno Mattina come era strutturata prima, però se c'è un autore che ti parla per esempio della Sea-Watch dandogli un taglio dove punta sul povero migrante che è in difficoltà e non parte dal problema all'origine, cambia tutto il taglio della trasmissione. Quindi secondo me bisognerebbe essere un po' più obiettivi e poi anche a livello di TG bisognerebbe raccontare secondo me meglio. Sono contento che Alessandro Morelli l'abbia detto oggi in relazione al TG1, io l'avevo detto già a gennaio contro il direttore del TG Carboni, perché ci sono del TG1 Carboni, ci sono dei telegiornali che non raccontano quello che fa il governo, e qui non è questione di partigianeria, bisogna essere solo obiettivi su quello che si sta facendo, poi dando spazio alle opposizioni che possono lamentare l'operato piuttosto che altri glorificarlo, però bisogna raccontare con obiettività i decreti, quello che si sta facendo, se no non si dà un servizio pubblico. E poi il tema non è solo cambiare i direttori, ma appunto anche rinnovare le squadre, come dicevi tu, perché è chiaro che poi se c'è un organico schierato, magari i direttori possono fare poco, no? Ma no, i direttori influiscono fino a un certo punto, hai colto bene il problema, cioè bisogna innanzitutto introdurre anche dei nuovi programmi all'interno del palinsesto, ma non che debbano essere filoleghisti, ma semplicemente obiettivi. Cioè, io mi sono anche stufato di vedere da anni Report che continua a fare un certo tipo di televisione, anche cercando per forza lo scandalo quando non c'è. Bisogna essere i più obiettivi possibili. Poi sui programmi di attualità dargli un taglio meno politico. Io ripeto, ci sono delle trasmissioni dove poi vai a leggerti gli autori, sono tutti esterni, quindi gente che ha messo lì la vecchia politica, che hanno la partita IVA, che collaborano, che non danno un servizio pubblico oggettivo. Senti Paolo, volevo chiederti, sento delle voci in sottofondo, chi sta parlando e di che cosa si sta discutendo lì alla Camera? Sta parlando in questo momento il nostro collega Paolo Formentini, si sta occupando di una mozione sugli armamenti dell'Arabia Saudita, e quindi è un argomento che esce dalla Commissione Esteri. Paolo Formentini è capogruppo della Commissione e sta facendo l'intervento prima della votazione della mozione di Ida di Fratelli d'Italia. Paolo, allora noi ti ringraziamo per essere stato come al solito qui con noi, però prima abbiamo una telefonata, vediamo, ci sarà un'altra tua fan, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? C'è un fan, pronto? Pronto, buongiorno, sono l'Urati Carlo di Olgiate Comasco. Ecco, ciao Carlo. Prego. Come si dice, stavo sentendo adesso la storia dei talk show che vanno in onda sulla Rai, lasciamo perdere gli altri. Sì. Non si potrebbe arrivare, quando fanno questi dibattiti, fare come fanno in Svizzera, dove il moderatore, se fa il moderatore, dà la parola a uno, questo parla, finisce il suo discorso e poi passa all'altro. Oltretutto lì hanno addirittura quel conta minuti, quindi di modo che ognuno parla per i minuti che deve parlare, così non fanno discriminazioni, perché sennò diventa un pollaio e non si capisce un tubo. Buona giornata. Buona giornata. Paolo, tu quando condurrai un programma? Ma secondo me potrei condurlo quando lascerò la politica, se andiamo avanti così potrebbe anche capitare presto, no? Io spero in un'inversione di marcia di questo governo. Io credo
che l'operato di Matteo Salvini sia sempre impeccabile e sappia cogliere l'attimo giusto, e quindi mi auguro che l'esperienza del governo vada avanti, ma che sia soprattutto produttiva, come lo è stato per i primi mesi, ma produttiva per i tanti elettori che soprattutto con il voto del 26 maggio hanno dato fiducia alla Lega a Matteo Salvini. Quindi sì al governo, ma per portare a casa il risultato. Se no mi trovi tu una trasmissione, magari vengo con te a Radio Padania. Vieni con me, facciamo, sì. Facciamo un talk radiofonico. Comunque, a proposito di Uno Mattina Estate, so che sta avendo un parecchio successo, insomma, questo programma qui. Ma Poletti indubbiamente è molto bravo. Abbiamo cambiato gli autori, si sta dando un taglio completamente diverso, c'è differenza tra gli ascolti tra Uno Mattina, quello tradizionale che il 27 maggio ha finito la propria programmazione, a quello che invece è appunto il taglio estivo, e quindi onore a Poletti, che conosco e a me personalmente è sempre piaciuto, anche quando faceva inviato per esempio di Del Debbio portava uno spessore, quindi è anche un vanto pubblicizzare persone filoleghiste che fanno bene alla TV pubblica. Benissimo, allora grazie mille Paolo, come al solito, per essere stato qui con noi. Ci risentiamo prossimamente in radio, come al solito. Ciao. Quando volete, a disposizione. Buona giornata. Buona giornata. Grazie mille a Paolo Tiramani. Chiediamo a Giulio dalla regia se c'è una telefonata. Non c'è, è caduta la linea dell'ascoltatrice o dell'ascoltatore. Guardiamo altre notizie, Alessandro. No, poi scusami, mi permetto di proseguire lì sul tema televisivo, perché tra l'altro vedo io, guardando le lettere che arrivano anche alla Verità, ecco, bravo, molta gente si lamenta proprio di questa cosa qua, cioè dice i talk show si sono trasformati in dei pollai, e l'altra lamentela comune è il conduttore non è imparziale. Ecco. Queste sono due cose su cui insistere molto, perché poi in Rai abbiamo anche talk show storici come Porta a Porta, Bruno Vespa gli si può dire tutto tranne che non sappia condurre con equilibrio una trasmissione. Tanti ascoltatori si lamentano per esempio della 7. Ora la 7, per carità, una TV privata, fanno quello che gli pare, però vedere una trasmissione il cui scopo dovrebbe essere quello di far confrontare delle idee, far emergere eventualmente un'opinione che l'ascoltatore possa preferire, vedere un giornalista che invece prende le parti, magari un conduttore che prende le parti di uno o incalza uno e non incalza l'altro, a volte è veramente fastidioso. Per non parlare dei pollai che purtroppo vanno di moda da una parte, perché poi la polemica televisiva genera magari riprende Striscia la Notizia oppure va a finire su YouTube, però effettivamente la comprensione viene meno, soprattutto gli ascoltatori, gli spettatori più in avanti con gli anni. Noto che sono molto indignati per questo andazzo della televisione, quindi questa è una cosa su cui gli autori televisivi, i conduttori dovranno riflettere nel futuro, ripensare un attimino il format del talk show. Senti, ma che altre lettere arrivano, indirizzate alla Verità, oltre lettere che riguardano? Allora, guarda, in questi giorni arriva moltissima roba sul SUC del CSM, sullo scandalo CSM. E che cosa scrivono? Questi scrivono tutti quanti sostanzialmente che la magistratura è un corpo di cui non ci si può fidare, che tutti lo sapevano, che adesso un po' è stata scoperta l'acqua calda, ma che certamente quello che è successo al CSM ha definitivamente abbattuto la credibilità di questo ordine dello Stato. Sul ruolo del presidente Sergio Mattarella c'è un po' di ambivalenza, cioè i nostri lettori per un verso dicono lui quando ha parlato al plenum del CSM dicendo che la situazione era molto grave, che la magistratura rischiava di perdere credibilità. Questo poi ne ha parlato anche con Sgarbi, Ne ho parlato anche con Sgarbi. Alcuni dicono più di questo non poteva fare Mattarella, perché però lui presiede il CSM, però è una presidenza un po' come quella delle forze armate, cioè più formale che non sostanziale. C'è invece chi dice Mattarella non poteva non sapere, o se non sapeva è perché si è fatto sfuggire la situazione di mano e quindi ha una responsabilità, chiamiamola una culpa, in vigilando,
oppure se sapeva era in un qualche modo anche lui d'accordo sul fatto che ci fosse questo suc delle nomine. Io penso alla fine anch'io che Mattarella più di tanto non c'entri, e che però la magistratura effettivamente ne esca a pezzi, e ne esca a pezzi soprattutto questo sistema di politicizzazione della magistratura, che a questo punto sarebbe meglio sottrarre dall'ipocrisia. Cioè il principio dell'indipendenza della magistratura si è trasformato molto spesso in un'idea per cui il magistrato controlla tutti ma non vuole essere controllato. A questo punto si faccia come in America, dove c'è una politicizzazione vera, ma nel senso di politicizzazione sottoposta anche al controllo democratico dei procuratori, dei magistrati, dei giudici della Corte Suprema, che sono di nomina presidenziale, quindi hanno un indirizzo politico, portano un indirizzo politico, e a questo punto usciamo dall'ipocrisia. Per cui questo è un filone che sta andando molto ultimamente nella cosa. Sgarbi, tu che lo citavi nell'intervista, voi lo sapete che Sgarbi è molto duro, no? Sui magistrati, e Sgarbi dice no, questi sono un corpo malato con delle metastasi e sono inguaribili, quindi poi ci è andato giù veramente pesante su questa cosa, mentre ha teso a ridimensionare il ruolo di Lotti e di Palamara, no? Perché lui dice no, questo era uno scambio di millanterie, per cui Luca Lotti finge di essere andato da Mattarella e Palamara finge di avere il potere di bloccare l'inchiesta su Lotti, tutto sommato soltanto per avere il via libera, no, a fare il vice procuratore a Roma. Insomma, l'opinione di Sgarbi è Tra l'altro l'abbiamo avuto anche ospite qua, abbiamo parlato un po' però di vari temi, di altri temi. Allora, ultima telefonata, perché ormai troppe telefonate oggi. Allora, pronto, buongiorno. Ciao Antonio, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, ciao Marco. Un saluto al giornalista Rico della Verità, che dimostra che non è che i giornali sono in crisi, sono i giornalacci che sono in crisi. Bravo, quando un giornale che ha il coraggio di dire le cose come stanno non è in crisi, perché raccoglie i lettori che hanno abbandonato gli altri giornali, tutto qua. Allora, voglio rifarmi al discorso dei talk show politici, che secondo me, e io aggiungo un'altra carta a quelle che avete messo voi, sono rimasti indietro di 1 anno e qualche mese, cioè a prima del 4 marzo del 2018, perché mostrano il PD come se fosse ancora la colonna portante del governo. Il PD è presente in tutti i talk show, in forze, o attraverso suoi politici o attraverso referenti vari a questo partito, mentre molto spesso la Lega e i 5 Stelle non sono quasi nemmeno menzionati, cioè gli si spara addosso, perché si spara addosso, quindi magari ci sono 2 o 3 esponenti di sinistra, tra politici, giornalisti, intellettuali, vari ed eventuali, che sparano addosso al governo, e il governo non ha nemmeno la possibilità di difendersi, proprio come succedeva prima, cioè quando il PD era al governo, solo che era rappresentato in forze e l'opposizione ce n'era uno per ogni talk show. Forse sarebbe il caso di scrivere qualcosa per svegliare tutta questa gente che ritiene che il PD sia ancora il governo del paese. Il PD in realtà non è nemmeno maggioranza del paese, è ridotto al 23%, il che significa che è una forza ampiamente minoritaria. Al governo ci sono altre persone. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille a te. Allora Alessandro, purtroppo siamo arrivati alla chiusura. Grazie mille di essere stato qui con noi. Con te ci risentiamo domani mattina alle 13:10 con la trasmissione legata ai temi dell'Europa, e poi ci risentiamo mercoledì prossimo con approfondimenti, no, di quello che succede, inchieste, insomma. Quindi io ti ringrazio per essere stato qui di persona dal vivo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi dell'invito e saluti a tutti i nostri ascoltatori. Grazie mille a tutti per averci seguito. Adesso continuano i programmi di RPL. Grazie a Giulio Carnelli in regia e buona giornata a tutti.